In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Fratres, agnus camus peccata nostra, uptaptissimus sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine. Ostende nobis Domine, misericordiam Tua. Misereatur nostri omnipotens Deus, et mise peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
in excelsis Deo. Jesu Christe, Salus Domini.
Amen. 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 Oremus. Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai portato a compimento la legge e i profeti, donaci un cuore capace di misericordia, affinché, ad immagine del tuo Figlio, ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Non è di là dal mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Verbum Domini. Insieme diciamo: i precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronen und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborenen der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen.
Alles in Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Verbum Domini. Ringraziam, Signore. Ringraziam, Signore. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Verbum Domini. Maestro, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Maestro, che cosa devo fare per essere
pienamente felice. Sì, perché a me piace pensare che la vita eterna, in definitiva, è quella felicità piena che un giorno potremmo vivere pienamente nel mistero di Dio, ma che già qui, ora, possiamo sperimentare. Ed è interessante che Gesù nel rispondere è molto concreto. Ci dice: alza lo sguardo, guarda, non passare oltre, fatti vicino di chi è nel bisogno e lì in quel momento tu sarai pienamente felice. In altre parole, mi piace pensare che la nostra vita è una grande occasione per imparare a diventare pienamente uomini e donne. E noi diventiamo pienamente uomini e donne quando alziamo lo sguardo, quando non siamo più ripiegati su noi stessi, ma ci accorgiamo degli altri. E nel momento in cui io mi faccio accanto all'altro, nel momento in cui io divento un dono per gli altri, la mia vita diventa felicità, piena felicità. A parole lo so, sembra facile, poi nella vita concreta facciamo grandi difficoltà, siamo bloccati, legati da tanti pregiudizi che ci portiamo dentro, però il Signore ci indica la strada. Una vita vale la pena viverla quando questa diventa un dono e un dono per gli altri. Allora mi permetto di domandare a me stesso per il primo, ma anche a voi: in che modo la mia vita è dono per gli altri? Quanto spazio di gratuità c'è nella mia esistenza? Riesco ad accorgermi che c'è qualcuno che ha bisogno di me? E guarda caso, nel momento in cui io mi accorgo, poi alla fine sono io che ringrazio. San Francesco ci ricordava: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e nel dare ricevi. Ecco, la chiave di lettura sta proprio qui. La vita eterna, la felicità, la puoi sperimentare già adesso, qui, nel momento in cui tu, nella tua storia, nella tua esistenza, diventi un dono per gli altri, senza se e senza ma. La parabola è chiara: ci si fa vicino, ci si prende cura, non a tempo. Nel momento in cui tu vivi questa esperienza, vivi fin d'ora la pienezza del paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Domando a me stesso e a voi: credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, e risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci crediamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo elevare al Signore la nostra preghiera, nel canto risponderemo insieme. Perché il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi siano i buoni samaritani delle comunità a loro affidate e lavorino instancabilmente per abbattere le barriere del pregiudizio e dell'emarginazione. Oremus. Erogamus audi nos. Perché
coloro che ci governano, credenti e atei, possano trovare strategie efficaci per venire incontro alle necessità dei più poveri e abbandonati. Oremus. Te rogamus audi nos. Perché coloro che nella nostra comunità hanno perso la speranza di uscire da una vita di peccato possano incontrare in noi cristiani capaci di testimoniare la gioia del perdono e dell'amore di Dio. Oremus. Te rogamus audi nos. Dass die Regierenden, Gläubige wie Atheisten, wirksame Strategien finden, den Bedürfnissen der Ärmsten und Verlassenen gerecht zu werden. Oremus. Te rogamus audi nos. Dass jene, die in unserer Gemeinschaft die Hoffnung verloren haben, ein Leben in Sünde zu verlassen, in uns Christen das Zeugnis der Freude über die Vergebung und die Liebe Gottes finden können. Oremus. Te rogamus audi nos. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti,
Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo. Sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa, che è la domenica, ci hai convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, insieme agli angeli e santi, cantiamo unanime l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo e tutti i presbiteri e diaconi. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e reparte la vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor e gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni paura. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati, i nostri errori, ma la fede della tua Chiesa. E dona pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la comunione rimaniamo al nostro posto in piedi, eventualmente ci si può accomodare.
Se si può, ero io solo. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri crescano il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare, che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi di assaporare le proprie tristezze. Un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza e onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Così sia. Ricordo che martedì la nostra comunità sarà in festa perché celebriamo i patroni della nostra città, Ermagora e Fortunato. Alle ore 18:30 la Santa Messa solenne, animata dalla corale Santa Cecilia, al termine del quale continueremo la festa accanto alla Basilica in campo Patriarcheria con la Sardelada. Un momento di festa e di aggregazione alla quale siamo tutti invitati. Dominus vobiscum. Benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti. E un ringraziamento particolare alla corale che attraverso il canto ci aiuta a entrare nel mistero. Grazie. Città della marina, e in un bel giorno risuona la dolce campana mentre sul mare
ti devi scordare di me. Vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per
quando canto queste canzoni qua, mi viene in mente i nostri vecchi, cui veniva so de sicula, de osterie, de Papa e de Gezzan, vero? Che passava a braccetto so per Siana, e oggi cantiamo noi queste, femo insomma a scuola, al circolo italiano, qua a Pola, no, e così via.